Sì, ci viene chiesto dalle parti e questo denota credibilità da parte della Regione. Le politiche del lavoro oggi sono principalmente demandate alle scelte della Regione. Delle regioni, la nostra ha la possibilità e la forza di avere un tessuto imprenditoriale ancora molto valido, capace di rigenerarsi, però che chiede aiuto perché la cosa pubblica oggi grava, è socio occulto, come ci ha detto il presidente di Confartigianato Venzo. Socio occulto significa che noi pesiamo molto. Prima cosa è togliere tutti i lacci e lacciuoli che stanno mettendo in difficoltà ulteriormente le nostre imprese. Ed sono proprio i due obiettivi che noi vogliamo colpire. Il primo, quelli della parte più fragile, quindi disoccupati di lunga durata vengono chiamati, sono le persone che perdendo il lavoro hanno più difficoltà, data l'età, date le poche competenze, a ritrovarlo. E dall'altra i giovani. In questo senso va il contratto di apprendistato che abbiamo voluto semplificare al massimo perché è un contratto di buona occupazione, si entra dalla porta d'accesso principale, dall'altra tutti gli strumenti nei confronti della scuola e dell'università che abbiamo costruito con il mondo dell'impresa e con il mondo della formazione, in questo caso universitaria e scolastica, proprio perché questa sinergia permette di entrare, provarsi, tararsi, sperimentarsi a vicenda e poi se sono rose fioriranno, ma noi abbiamo visto molti contratti che da tempo determinato, anche in un momento di crisi, si sono trasformati a contratti a tempo indeterminato. Ma la richiesta è quella sì di risorse ma anche di togliere l'appesantimento. Noi abbiamo fatto una scelta di priorità come Regione del Veneto di investire sulla formazione, soprattutto su quella formazione, penso ai percorsi triennali dei ragazzi usciti dalle medie che in 3 anni assumono competenze e trovano lavoro per il 70% di loro. È un buon lavoro, entrano nel mondo dell'impresa dalla porta principale. Dall'altra però c'è bisogno di alleggerire le imprese, più che risorse. A noi chiedono liberateci da troppa burocrazia, da tanta lentezza, e questa è responsabilità nostra. È proprio una assunzione di responsabilità quello che chiedono alla cosa pubblica, non solo soldi ma soprattutto leggerezza.